Nella settimana dedicata alla protezione civile conferita dal Presidente della Repubblica Mattarella la medaglia d'oro al Dipartimento Nazionale. Intervista al sindaco Franco Miccichè sulla fondazione di Agrigento, capitale della cultura. Sant'Agata di Militello, il lutto per la morte del giovane medico morto sull'autostrada Palermo-Messina, oggi i funerali. Da domani il via alla nuova stagione del Teatro Pirandello con Todo Modo di Sciascia. Per lo sport perde la Fortitudo con il Torino. Benvenuti su TVA Notizie. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la medaglia d'oro al valor civile al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Vediamo. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Signor Presidente, signor Ministro, porto il saluto, la stima, la gratitudine delle donne e degli uomini del Dipartimento della Protezione Civile. La medaglia d'oro è un riconoscimento di grande significato che onora tutto il sistema di protezione civile e testimonia l'impegno incessante e generoso profuso dal personale del Dipartimento, dalle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile che sono oggi qui rappresentate, ed in particolare delle migliaia di volontarie e di volontari che hanno assicurato il proprio contributo alla risposta organizzativa, logistica ed operativa in termini di contrasto alla diffusione epidemiologica. Mi consenta di rivolgerle il più sincero ringraziamento, anche a nome di tutto il Governo, per aver voluto conferire alla Protezione Civile Nazionale la medaglia d'oro a valore civile, a seguito dell'attività di coordinamento svolta durante la drammatica emergenza sanitaria da Covid-19. È il più autorevole riconoscimento alle tante persone, donne e uomini, che compongono l'articolato sistema nazionale di protezione civile. Persone che con passione, tenacia e competenza, nel silenzio del dovere, hanno saputo profondere ogni energia per affrontare e, ove possibile, neutralizzare gli effetti devastanti di un nemico sconosciuto, apparso per qualche tempo persino invulnerabile. In occasione della diffusione sull'intero territorio nazionale del virus SARS-CoV-2 e dalla relativa dichiarazione di stato di emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurava con proprio personale un costante, capillare ed efficace coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, fornendo prova di ammirevole abnegazione ed alto senso dello Stato, assicurando la più idonea risposta organizzativa, logistica ed operativa in termini di contrasto alla diffusione epidemiologica, consentendo il superamento della fase emergenziale e riscuotendo unanime riconoscenza e vivo apprezzamento da parte della comunità nazionale. E per la settimana della protezione civile alla Capitaneria di Porto Empedocle, simulazione con gli studenti dell'Istituto Gallo ad indirizzo nautico, il servizio di Arturo Cantella. Nell'ambito delle iniziative della settimana dedicata alla protezione civile e cultura
Continuano gli incontri con le scuole. Oggi è stata la volta degli alunni dell'Istituto Nautico Gallo, sezione di Porto Empedocle, dirigente scolastica Giovanna Pisano, che ha partecipato alle esercitazioni antincendio svolte in ambito portuale avvenuta presso il porto con la collaborazione degli uomini della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco. Allora, intanto oggi quarta giornata della settimana di protezione civile, abbiamo fatto questa esercitazione qui al porto dove è stato simulato un incendio in imbarcazione con il recupero di 2 naufraghi e 2 feriti. Ci sono presenti tutte le istituzioni che fanno parte della protezione civile, quindi in questo caso abbiamo la Capitaneria di Porto, il 118, la protezione civile regionale e provinciale, il comune di Porto Empedocle e delle associazioni di volontariato, nonché anche la parte importantissima i Vigili del Fuoco. Come sì, è successo il mese scorso, quindi si è verificato un incendio e onestamente la macchina di protezione civile ha funzionato, non ci sono stati feriti e quindi vuol dire che stiamo lavorando bene, dobbiamo seguire questa strada per aumentare, come diceva Sua Eccellenza il Prefetto, questa cultura di protezione civile. Sì, abbiamo in contemporanea nell'aula Pellegrino del Libero Consorzio si sta svolgendo un incontro con le classi superiori, in presenza abbiamo il liceo classico di Agrigento e da remoto tutte le altre scuole. È importantissimo, quindi Sì, è un'occasione preziosa per la nostra scuola, per il nautico di Porto Empedocle, perché i ragazzi stanno concretizzando sul campo quello che genericamente viene anche studiato teoricamente nelle aule scolastiche. Oggi questa simulazione che si inquadra e si inserisce nella settimana della protezione civile è proprio una simulazione a tutto tondo, perché sta attenzionando casi di dispersi in mare, cause di inquinamento successivo all'incidente navale e quindi permette anche i casi di ustionati, quindi permette con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, oltre che chiaramente della Capitaneria di Porto, di affrontare una situazione complessa e vedere come in realtà purtroppo oggi è di grande attualità questo tipo di interventi in mare e si realizza grazie all'intervento degli uomini di mare, ma anche delle altre forze che contribuiscono a proteggerci e salvaguardare la nostra salute. È una grande occasione per voi oggi essere qui e vedere e toccare con mano quella che è una vera e propria esercitazione. Esattamente, noi solitamente queste cose le vediamo in atto teorico, mentre oggi abbiamo avuto il piacere di vederlo anche praticamente. Grazie anche alle attitudini che si svolgono qui abbiamo il piacere di incontrare, anche avere un'esperienza con mano, diciamo, con anche la Guardia Costiera, la Protezione Civile, specie durante la settimana appunto dedicata a loro, alla Protezione Civile. Quindi noi ringraziamo la Capitaneria di Porto che ci offre questa opportunità relative appunto a vedere quello che facciamo in ambito teorico in pratica e come vengono svolte tramite limiti e regolamenti che tipo SAR, che è il regolamento di legge dell'inquinamento, MARPOL anche, per l'appunto il salvataggio di 2 naufraghi e pure anche l'eliminatamento di una zona possibilmente di sicurezza dove ci sono uomini dispersi in mare e anche un incendio a bordo. Sulla Fondazione di Agrigento Capitale della Cultura, Arturo Cantella ha intervistato il sindaco Franco Miccichè. Quali sono le novità, Sindaco, sulla Fondazione di Agrigento, Capitale della Cultura, che da tempo subisce diverse critiche circa la redazione del nuovo statuto e che sta impedendo l'attività della stessa verso il 2025? Siamo quasi addirittura d'arrivo e i miei dirigenti hanno presentato le controdeduzioni al parere sfavorevole dei revisori dei conti, quindi andrà in consiglio e spero a breve di chiudere la partita. È ottimista, fiducioso? Sì, sono ottimista e fiduciosa perché ho fiducia nei consiglieri comunali, ho fiducia anche in tutti i cittadini, ho fiducia che tutti possano capire l'importanza di quello che stiamo ottenendo per Agrigento, un'opportunità che non passerà mai più, è un treno che si prende una volta sola nella vita. Agrigento potrà finalmente cambiare e diventare città europea. Si ricucirà lo strappo con il dottor Mangiacavallo dell'università? Ma non c'è stato mai uno strappo.
è stato forse pubblicato da qualcuno, da qualche vostro collega, ma io personalmente non ho mai fatto nessuno strappo con nessuno, non è il mio carattere, non è il mio costume. Abbiamo già lavorato insieme per più di 1 anno e mezzo, stiamo continuando a lavorare tuttora, quindi si va avanti. Chi sarà il presidente della fondazione? Il presidente della fondazione poi verrà eletto dai componenti del CDA, quindi ora non lo possiamo sapere. Qualche rimbalzo in vista? Non vorrei sbilanciarmi. C'è mal di pancia però, si sente che c'è qualcosa che stride all'interno della Giunta. Ma lo vedete forse voi, io non riesco a percepirlo. Celebrati a Sant'Agata di Militello i funerali del giovane medico morto a causa di un grosso tronco caduto sull'autostrada Messina-Palermo. Dolore e tanta rabbia per un incidente che si sarebbe potuto evitare sicuramente con una adeguata manutenzione dell'autostrada. Ne sono convinti soprattutto tutti a Sant'Agata di Militello. Sant'Agata di Militello ha dato l'ultimo saluto a Francesco Magnaci, il medico 43enne rimasto vittima il 9 ottobre scorso dell'incidente sulla A20 Messina-Palermo a Campofelice di Roccella mentre si recava a prendere servizio. Un tragico incidente lo ha strappato agli affetti di amici e parenti nel modo più brutale. Si è schiantato contro un grosso albero che era caduto bloccando l'intera carreggiata autostradale. È una comunità sotto shock quella di Sant'Agata di Militello, dove rabbia e dolore si alternano. In tantissimi hanno partecipato alla cerimonia. Il medico era infatti molto conosciuto e stimato insieme alla sua famiglia. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio intorno alle ore 16 alla chiesa di San Francesco di Sant'Agata di Militello, dove tanta era la tristezza e la commozione dei presenti. Tu così dai la tua professione gentile, generoso, riservato, ma entusiasta, onesto, un bravo ragazzo, stimato da tutti i tuoi compagni, dai tuoi amici, hai seguito la tua vocazione. La famiglia ha voluto ricordare il giovane Francesco con parole toccanti. Caro Francesco, queste poche parole per ringraziarti dell'amore che hai dato ai miei nipoti. Le tue nipoti ti adorano e sei sempre stato un riferimento per loro. Le vostre chiamate erano piene di dolcezza e sogni. Il prossimo incontro, la prossima giornata al mare, il prossimo regalo. E io, in disparte, vedevo i vostri occhi brillare. Francesco mio, non so, io e Valentina, dove troveremo le parole per spiegare ciò che ti è successo. Che hanno mostrato con commozione il grande affetto da cui era circondato. A unirsi al cordoglio anche Federconsumatori Sicilia, che ribadisce con forza la necessità di accertare le responsabilità su quanto accaduto. Domani alla Biblioteca Lucchesiana di Via Duomo si terrà un convegno sulla figura di Angelo Cristina Curella. Arturo Cantella. Il 13 ottobre la rivista Oltre il Muro organizza un interessante convegno su Angela Cristina Curella. Sono veramente felice per questa iniziativa dedicata a mio nonno Angelo Cristina Curella, alla quale purtroppo non posso partecipare a causa di pregressi impegni professionali. Voglio innanzitutto ringraziare il professor Di Natali e tutti i relatori che partecipano al convegno che approfondirà oggi la figura di Angelo Cristina Curella nella sua veste di poeta. Devo dire anche per me fu una sorpresa da ragazzina scoprire la profondità e l'intensità della sua vocazione letteraria e poetica, per di più non solo in veste di poeta, ma anche di ideatore, curatore e direttore di numerose iniziative letterarie.
In famiglia ovviamente si parlava spesso di questo suo lato della personalità, ma è ovvio che il successo professionale e sociale in ambito bancario con la Banca Popolare Sant'Angelo prevalse nettamente, mettendo in secondo piano una giovinezza piena di ideali, di iniziative, di suggestioni poetiche, al tempo stesso ricco di incontri, di idee, di progetti e di una costante ricerca dialettica, spesso complessa, sui grandi temi della vita, dell'arte, ma nel suo caso sempre con una salda fede cristiana. Angelo Cristina Curella era al tempo stesso un poeta, uno scrittore, ma anche un uomo molto concreto, molto fattivo, che amava dare corpo a progetti e idee che realmente incidessero, avessero un'importanza, un'incidenza sul presente, sulla realtà, sulla terra in cui era nato e che amava moltissimo. Sono quindi molto grata agli organizzatori e a tutti i relatori di questo convegno, che ha lo scopo di approfondire proprio la conoscenza di personalità più interessanti della nostra terra, che hanno vissuto appieno le dinamiche, gli ideali e le difficoltà del loro tempo e ancora oggi hanno tanto da dirci, al pari di figure molto più note a livello nazionale, e sui valori spirituali, umani e sul mistero dell'esistenza, di cui siamo solo una parte, che non può esistere se non in armonia col tutto. Ringrazio tutti quanti e auguro un buon convegno. Angelo Cristina Curella, poeta siciliano del Novecento, è un autore, un letterato che va scoperto. Perché? Perché ha scritto, soprattutto nella sua età giovanile, opere di grande valore. Non solo. È un autore che va proposto ai giovani come modello di gioventù, perché nonostante la sua giovane età, aveva 17-18 anni, iniziò a fondare riviste di letteratura. Inoltre, negli anni successivi, Angelo Cristina Curella intrattenne rapporti con la migliore cultura fiorentina degli anni 30 e degli anni 40, per cui è doveroso conoscere questo autore licatese nostro, della nostra provincia di Agrigento, che nel periodo più bello della stagione culturale fiorentina lui riuscì ad intrattenere questi rapporti epistolari. Rossella Stornaivolo è il nuovo segretario comunale del comune di San Giovanni Gemini, dopo aver prestato servizio nel vicino comune di Cammarata, dove aveva sostituito Nicoletta Consiglio. E brutte notizie giungono per quanto riguarda il viadotto Maddalusa. Per il completamento dei lavori bisognerà aspettare il prossimo anno. Dall'interrogazione 352, interventi urgenti per il ripristino della viabilità sul viadotto Maddalusa della strada statale 640 in provincia di Agrigento, dell'onorevole Lavarbera, che ai fini del risanamento strutturale del viadotto Maddalusa, che è ubicato in agro del comune di Agrigento in corrispondenza dello svincolo tra la statale 115 sud-occidentale Siculo e la strada statale 640 degli Scrittori, l'ANAS ha affidato i lavori corrispondenti in data 9 luglio 2021, mediante un accordo quadro, il numero 166 del 19, sottoscrivendo tra l'impresa esecutrice e il relativo verbale che è stato dato in consegna, il verbale sottoscritto il 15 settembre del 2021. Con successivo provvedimento del 23 gennaio 2023 la stazione appaltante ha disposto la risoluzione del contratto negoziale per grave inadempimento dell'impresa, riappaltando i lavori tramite successivo affidamento mediante altro accordo quadro. Nella fattispecie l'accordo quadro 165 del 2019. I lavori riappaltati per un valore complessivo pari a 2.670.000 euro sono stati pertanto consegnati con nuovo verbale all'impresa subentrante in data 5 giugno 2023 e ad oggi sono in corso di esecuzione. Quest'ultimi riguardano principalmente l'ampliamento delle fondazioni esistenti tramite la realizzazione di una platea
su pali, la realizzazione delle nuove pile e la successiva demolizione delle esistenti, la costruzione dei nuovi pulvini e il rifacimento dei cordoli con l'installazione di nuova barriera, nonché il rifacimento dei giunti di dilatazione stradale. L'ultimazione dei lavori è prevista entro la fine del primo semestre 2024. Grazie Presidente. Assessore. Prego, onorevole Lavardera, come si dichiara? Grazie Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, ricordando all'assessore che quella è una strada cruciale anche in ottica di Agrigento capitale della cultura, strada degli scrittori. È fondamentale ricordare che quella strada collega le province di Agrigento con Caltanissetta, perché è una strada che ovviamente percorre anche la Gela, quindi la statale 115. Diciamo che credo che bisogna fare presto, perché quel viadotto chiuso ormai da diverso tempo, è vero che lei mi dice che i lavori sono in corso d'opera, però come dire, sulla cadenza e la scadenza stessa dei lavori i cittadini del territorio lamentano, diciamo, una difficoltà oggettiva nello spostamento da Porto Empedocle, per intenderci, ai territori, diciamo, interni della stessa provincia, e quindi diciamo che sarò pienamente soddisfatto quando vedrò quei stessi lavori conclusi. Quindi diciamo che ripresento l'interrogazione così come l'ho scritta, così alla prossima volta ce la troveremo all'ordine del giorno, nella speranza che potremmo anche inaugurare quella strada. Grazie. A Grotte, a cura del Lions Club Zolfare, si è tenuto un interessante convegno sul tema Voglio cambiare il mondo, in videoconferenza all'onorevole Brambilla. Si è svolto a Grotte un service del Lions Club Zolfare sul tema Vogliamo cambiare il mondo, che ha riguardato il disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità organizzata, alla sicurezza dei minori in ambito digitale, con riferimento ai recenti fatti avvenuti a Caivano, nel Napoletano, cui ha partecipato in videoconferenza la Presidente della Commissione parlamentare dell'infanzia e adolescenza, onorevole Vittoria Michela Brambilla, supportata dall'avvocato Angelo Collura, pass governatore Lions Sicilia e collaboratore dell'onorevole Brambilla nella commissione da lei presieduta. Grazie per l'invito a questa bella manifestazione e a questo momento di riflessione su temi che mi coinvolgono da vicino e che coinvolgono in realtà tutto il Paese. Io sono felice di cominciare proprio da Grotte, il luogo dove vive, dove è vissuto Angelo Collura, l'avvocato Collura, che è qui con voi, che io saluto e che collabora stabilmente con me nella Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza e anche nelle altre attività ad essa connesse. Intanto quindi grazie per darmi la possibilità di cominciare proprio da Grotte con la serie di incontri che intendo portare alle storie, anche per dare meglio corso a quelle che sono le attività che la nostra Commissione deve portare avanti. Si tratta di un organismo nato nel 1997, composto da deputati e senatori, che ha lo scopo di indagare per conto del Parlamento su quelli che sono temi importanti che riguardano i ragazzi da 0 a 18 anni, quindi infanzia e adolescenza proprio in questo senso. Il vostro titolo, il titolo che avete dato all'evento di questa sera, si addice perfettamente a quello che noi facciamo, di cui vogliamo parlare, perché sono i giovani il futuro, sono i giovani il domani, ma di loro bisogna occuparsi veramente concretamente, non solo a parole e non solo ricordandosene nelle campagne elettorali, come purtroppo spesso capita. Noi abbiamo già deliberato 5 indagini conoscitive che credo potranno essere di interesse anche per il vostro territorio. La prima indagine riguarda il degrado morale, materiale e culturale che purtroppo caratterizza certe realtà del nostro paese. Caivano è stato soltanto un esempio che è venuto alla luce, ma come Caivano ci sono anche tante altre Caivano purtroppo, dove i nostri giovani, i nostri adolescenti vivono in situazioni di degrado che
condizionano e condizioneranno per sempre la loro esistenza. Lo Stato deve essere vicino, noi dobbiamo esserci, anche perché focus di questa nostra indagine sarà poi il tema dell'abuso di sostanze stupefacenti che purtroppo arrivano ai nostri ragazzi in età sempre più giovane, l'abuso di alcol, un altro tema importante che preoccupa, e la violenza che sono in grado questi ragazzi di mettere in campo anche e soprattutto nei confronti dei più indifesi, che vale a dire sono anche gli animali. Ecco, questa sarà la prima delle nostre indagini conoscitive. Parallelamente ci saranno le altre, una dedicata all'alimentazione, perché i nostri giovani devono avere la corretta alimentazione, deve essere garantita loro sotto tutti gli aspetti per il loro benessere psicofisico. Ma di cosa si tratta lo vedremo in particolare nella nostra indagine. Una terza indagine invece riguarda tutti quelli che sono purtroppo i problemi neuropsichiatrici che affliggono i nostri giovani, dai disturbi dell'alimentazione alla depressione, all'autolesionismo, fino alla forma più grave, quella del suicidio. E noi oggi abbiamo un tasso di tentati suicidi negli adolescenti veramente preoccupante, il 90% di essi sono ragazze. E poi la quarta indagine è legata alle disabilità fisiche e motorie, perché non deve esserci più una disparità nel paese tra i trattamenti, tra gli accessi alle cure e tra quello che è il modo con cui le nostre aziende sanitarie locali affrontano questo tema. Un bambino disabile, che sia una disabilità fisica o quindi motoria o psichica, è un bambino che, se seguito bene, può migliorare di molto la sua condizione e quindi il suo approccio alla vita. Per questo occorre che tutti abbiano pari opportunità. E l'ultima indagine riguarda invece l'accesso dei minori ad internet sotto tutti gli aspetti, sin da quando parliamo di bambini piccoli, la cui vista può avere danneggiamenti da una visione di troppo tempo e troppo ravvicinata dei tablet, fino ai più giovani e agli adolescenti che hanno nei social piuttosto che sulla rete tante opportunità, ma purtroppo anche tanti pericoli. Ecco, quindi queste sono le 5 indagini che abbiamo già deciso di affrontare, abbiamo già avuto l'autorizzazione dei presidenti di Camera e Senato, e quindi sarà un tema sul quale saremo felici di ascoltare anche rappresentanti del vostro territorio. Archeologia a 33 giri, mostra di vinili da domani al 7 aprile al Museo Griffo di Agrigento, il servizio di Margherita Trupiano. Parlare di archeologia attraverso le copertine dei vinili è sicuramente un modo innovativo di lanciare un messaggio, e voi ci state provando. Ce lo illustra? Sì, si tratta di una mostra patrocinata dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, archeologia a 33 giri, vinili da museo. L'idea è proprio quella di utilizzare uno strumento di comunicazione museale nuovo, ovvero sia le copertine dei vinili, per raccontare l'archeologia. E faremo questo, racconteremo l'archeologia dalla preistoria al Medioevo attraverso le immagini dei reperti che sono raffigurate proprio sulle copertine di vinili anche importanti, di dischi che hanno fatto la storia della musica in generale. Prego. Avete chiaramente un lavoro anche di scelta non indifferente, perché ci sarà tanto materiale in merito. Assolutamente. Intanto la mostra ha una doppia curatela, una curatela musicale che è data da Filippo Barbaro, che è uno speaker storico di Studio Sicar, è un collezionista di dischi, che è stato colui che ha proposto questa idea, e poi una curatela archeologica scientifica, che è quella della dottoressa Maggione, appunto l'archeologa del museo. La mostra sarà divisa in sezioni, la sezione della preistoria egizia, quella dedicata alle popolazioni indigene del Sud America, la sezione poi greca naturalmente, romana, e poi con
si chiude con il Medioevo. Quindi veramente un racconto che mette in relazione l'antico con il moderno e che speriamo possa suscitare l'interesse e il favore del visitatore. Per quanto tempo sarà aperta al pubblico? Se ci dà qualche altra informazione a riguardo? Sì, la mostra si inaugura venerdì 13 ottobre alle ore 17 e durerà per 6 mesi, si chiuderà a fine aprile dell'anno prossimo. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Sono rientrate a casa le 2 giovani catanesi che si trovavano in Israele vicino a Tel Aviv. Le 2 ragazze sono giunte all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. Sono sane e salve le 2 studentesse catanesi che si trovavano in Israele per svolgere un tirocinio. Federica Florio e Chiara Burgaletto, dottorandi dell'Università di Catania, avevano lanciato un messaggio sui social allertando la Farnesina: vogliamo solo tornare in Italia. In questo momento, se volessimo partire, un biglietto aereo costerebbe oltre $3.000, ma non è neppure questo il problema. Inoltre chiediamo di riportarci a casa. Questo l'arrivo finalmente presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa e finalmente a casa. Sì, siamo intervenuti subito, io sono stato in contatto diretto e costante con loro telefonicamente mentre erano dentro i bunker. A Rehovot sono state 2 ragazze che studiano al Weizmann, una è una dottoranda, un'altra è un assegnista di ricerca dei professori Gulino e Bernardini, ed ecco, questa è la nostra internazionalizzazione. Un Weizmann che è un istituto molto importante di ricerca, ma di colpo dalla ricerca si sono trovati nella tragedia. E allora devo davvero ringraziare la Farnesina, devo ringraziare il Ministro, il Vice Ministro per essersi mossi istantaneamente a favore dei nostri connazionali e in questo caso a favore delle nostre 2 studentesse. E ci siamo accorte che in altri paesi di Israele già bombardavano già dalle 6. E quindi da lì abbiamo deciso di scappare subito verso un luogo più sicuro che era la nostra casa a Rehovot. E quindi abbiamo preso un taxi e abbiamo affrontato la paura, diciamo, del momento, e siamo rimaste a Tel Aviv per strada mentre una sirena ha suonato e ci trovavamo lì indifese, non sapevamo cosa fare. Poi siamo arrivate in casa, abbiamo fatto esperienza dei rifugi. Già è la prima volta li avevamo visitati a maggio, ma stavolta la differenza l'abbiamo notata. Paura e pena per le persone che sono rimaste lì. È stato complicato perché eravamo in hotel, era un hotel autonomo, quindi ci siamo semplicemente messe lontane dalle finestre insieme alle altre persone che erano sostanzialmente sorpresi come noi di essere svegliate in questa maniera. Era stato un fine settimana più che tranquillo, quindi nessuno se l'aspettava. Eravamo stati tutti fuori il sabato sera, il venerdì sera, che per lì è come se fosse sabato, quindi erano le 7:30, eravamo tutti nel profondo sonno. Green Sicilia, l'offerta di Sicilbanca al settore agricolo. Alessio Lattuca è il presidente della Confimpresa che ha stipulato l'accordo. Alessio Lattuca, presidente di Confidi per l'impresa, oggi chiude un accordo con Sicilbanca sulla Green Sicilia per il settore agricolo. Bene, il Consorzio Garanzia Fidi, che è convenzionato con il Sicilbanca nazionale, ha chiuso con Sicilbanca, che è una delle banche di credito cooperativo che fa parte del gruppo nazionale, un accordo molto significativo. Hanno stanziato 20 milioni di euro a favore delle imprese agricole, soprattutto quelle che in qualche modo sono orientate ad andare in agroecologia. Ci sono tante misure destinate ai mutui per il miglioramento agricolo, per la transizione ecologica, per la transizione energetica. C'è una misura ben precisa che prevede che gli imprenditori agricoli che vogliono
rendersi autonomi energeticamente, hanno la possibilità di dotarsi di sistemi di produzione energetica e quindi cedere a GSA per parte dell'energia prodotta. C'è una misura molto importante, quella del passaggio generazionale, cioè genitore-figli, che secondo me è una delle cose più importanti oggi in agricoltura, data l'età media molto alta. Il passaggio ai figli possiamo gestirlo noi, aiutandoli a creare una start-up in cui i figli mettono, diciamo, il loro impegno per il futuro e i genitori cedono in qualsiasi forma o in vendita, in donazione, in affitto, in comodato d'uso l'azienda ai figli, che possono valorizzarla con questo sistema, diciamo, stabilito già con la banca. La banca che è presieduta molto bene, perché il presidente Giuseppe Di Forte è una persona che ha particolare sensibilità rispetto ai temi dell'agricoltura e dei giovani in particolare, per cui questo accordo non nasce per caso, nasce per via di trattative, impegno, sensibilizzazione, eccetera. Abbiamo fatto parecchi incontri con Impresa Vola in cui il presidente ha già manifestato il suo interesse rispetto all'attività svolta dal consorzio. È una novità molto importante, speriamo di poter dare un significato. Fino a 35 mila euro in conto corrente con mutuo fino a 84 mesi, giusto per, diciamo, dare qualche dato immediato. No, questo è il minimo, questo si chiama importo minimo. Perfetto. È la cifra che viene data facilmente perché lo deliberiamo noi, non abbiamo bisogno della delibera del Mediocreto Centrale o di SMEA, che noi lo deliberiamo e poi comunichiamo al Fondo di Garanzia Nazionale l'avvenuta concessione della linea di credito. Questa linea di credito può essere gestita in vari modi, o in conto corrente o in mutuo, per acquisto, che so, di piccole attrezzature, piccole sementi, per rendersi autonomamente, energeticamente autonomi, perché con 35.000 euro si può fare un impianto minimo, e quindi, ma poi le misure sono fino a 5 milioni di euro. Quindi, diciamo, noi non ci occupiamo soltanto di poche cose, diciamo pochissime cifre, ma abbiamo la possibilità di erogare cifre di un certo significato che hanno... Un contatto immediato veloce a chi fare? Ma basta il nostro numero 392 808 7782 o mandare una mail a confidiperlimpresa@yahoo.it. In ogni caso c'è un telefono anche fisso, lo 09 22 40 16 16. Lo staff è a disposizione per tutte le esigenze di questo settore, che secondo me è quello più importante del nostro territorio. Il turismo in Sicilia offre dei dati tutto sommato soddisfacenti. Incremento delle presenze turistiche in Sicilia del 5,8% nei primi 9 mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie soprattutto all'effetto trainante degli stranieri che scelgono le bellezze dell'isola per le loro vacanze. Sono i dati forniti dall'assessore regionale al turismo Elvira Amata nel corso della conferenza stampa nello stand della regione siciliana al Travel Experience di Rimini. Prima dell'incontro con i giornalisti, il ministro del turismo Daniela Santanchè ha anche visitato lo stand della regione. L'assessore è fiduciosa che il trend positivo proseguirà. Ritengo sia determinante la diversificazione dell'offerta turistica che guardi ad una visione integrata e complementare, sottolinea l'assessore Amata, privilegiando segmenti quali il turismo naturalistico, che comprende aree naturali, riserve marine, attività montane, agriturismi e aree naturali, e vanno in questo senso le numerose iniziative attuate nel corso degli ultimi mesi. I numeri, seppur provvisori, relativi al periodo gennaio-settembre 2023, rilevano ben 13.384.851 presenze che, confrontate con lo stesso periodo del 2022, fanno segnare una variazione positiva del 5,8%, percentuale destinata a crescere perché alcune strutture non hanno ancora trasmesso tutte le informazioni relative alle presenze. Molto incoraggiante la componente straniera che ha trainato l'andamento dei flussi turistici nell'isola. Infatti, in valore assoluto, nei primi 9 mesi del 2023 le presenze straniere ammontano a circa 6 milioni,
Così come per lo scorso anno, nei primi 9 mesi del 2023, il comparto alberghiero con oltre 9 milioni e 500 mila presenze domina il panorama della ricettività dell'isola, ma resta soddisfacente anche il dato dell'extra alberghiero che con quasi 3 milioni e 800 mila presenze nel 2023 registra un più 9,9% circa sullo stesso periodo del 2022. Il mercato straniero inoltre continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma nel periodo post-pandemico si è assistito ad una decisiva avanzata degli americani, che per il secondo anno consecutivo si collocano al terzo posto nella graduatoria regionale delle provenienze straniere. L'analisi dei flussi pone inoltre in evidenza come, rispetto allo stesso periodo del 2022, nei mesi di bassa stagione la Sicilia abbia registrato un deciso incremento del numero di presenze, specie straniere, superiori a quelle nei mesi estivi. Si tratta di un dato in qualche modo nuovo che conferma il successo della strategia e l'impegno adottati dall'amministrazione regionale. La destagionalizzazione è certamente uno degli obiettivi della programmazione delle politiche del turismo di una destinazione storicamente balneare ed estiva, promuovendo così e sostenendo soprattutto manifestazioni culturali, musicali e artistiche capaci di caratterizzare in maniera efficace la nostra isola, ma soprattutto l'attenzione che su quest'ultima punta il pubblico italiano e straniero. E a proposito di turismo, la città di Messina punta ad un turismo per il quale servono investimenti. Vediamo di che si tratta. Una 4 giorni dedicata al turismo in prospettiva di una programmazione che coinvolge diversi enti, che ha come punto di riferimento chiaramente Messina con le sue potenzialità, con quelle risorse talvolta non del tutto espresse. Quanto è importante programmare e confrontarsi? Beh, intanto questo è un percorso che nasce nel 2019, quindi ha avuto 4 anni praticamente di preparazione, nasce nel 2019 con Cadenot De Luca, viene proseguito adesso con Federico Basile, ma adesso noi andiamo a raccogliere i frutti di quello che si è seminato, perché non potevamo presentare la città nel 2019 come la possiamo presentare adesso, per cui l'impegno di tutti gli assessori con le loro deleghe e delle partecipate nel rendere questa Messina presentabile, e vi parlo delle fontanelle, vi parlo dell'arredo urbano, del verde pubblico, della raccolta dei rifiuti, è necessario poter fare in modo che, ospitando a casa nostra delle persone che vengono da fuori, la casa sia in ordine. Quindi 4 giorni dedicati al turismo esperienziale, perché siamo convinti che andando alle fiere i risultati non sono sempre quelli attesi, rispetto a un turismo che possa essere vissuto sulla propria pelle con le emozioni che il territorio può dare. Grazie a tanti operatori che si sono messi a disposizione offriremo veramente questo percorso di eccellenza della nostra città, ma soprattutto, e questa è la novità, che mettiamo in contatto, portandoli qui a casa nostra, i nostri operatori locali con questi operatori nazionali e internazionali, finalizzata alla costruzione di un pacchetto Messina che tenga conto di tutte le nostre eccellenze, dall'ambiente all'architettura, alla storia e all'enogastronomia. 2 capitoli diversi, da una parte il crocierismo, che va da sé con numeri importanti che confermano il porto di Messina riferimento in Italia, poi ecco l'altro capitolo che diventa forse la sfida, intercettare quei turisti che possono trascorrere qualche giorno a Messina. Qual è il salto di qualità ancora da fare? Beh, intanto è l'aumento dei posti letto, che stanno aumentando, ma stanno aumentando per ora nelle strutture extra alberghiere. Noi auspichiamo che ci siano degli investitori che, incoraggiati da quello che stiamo facendo e soprattutto dai risultati che ci ha dato l'Osservatorio Turistico Regionale sull'incremento delle permanenze in città, possa portare questi investitori a riadattare delle strutture già esistenti nella nostra città e convertirle quindi in strutture alberghiere. Questo perché la nostra città Messina indipendentemente da quello che stiamo facendo, ha un suo potenzialità, che è quello del mare. Quindi già venire per una stagione balneare a Messina ha un suo valore, ma poi ha anche la sua posizione geografica e climatica. Noi dobbiamo semplicemente aggiungere a questo con le modalità di accoglienza, per fare in modo che chi venga in questa Messina si trovi bene.
C'è poi la tassa di soggiorno, anche quello è un altro aspetto da mettere forse meglio a fuoco. La stiamo mettendo e chiaramente sta incrementandosi. Stiamo passando chiaramente da un periodo di pandemia dove c'era stato questo abbattimento in un periodo di crescita. Non abbiamo ancora i dati del 2023, che è stato quello del boom dei grandi eventi, ma grazie a questo avremo la possibilità di poter spendere questi soldi ancora di più per promuovere la nostra città attraverso la segnaletica, attraverso la promozione, attraverso gli spot televisivi anche nei canali nazionali. Insomma, io penso che siamo ancora indietro rispetto a quello che noi potremmo essere se avessimo iniziato tanto tempo fa, ma abbiamo iniziato. Una notizia di teatro: Todo Modo di Leonardo Sciascia aprirà la nuova stagione al Teatro Pirandello. Pino Quartullo e Isabel Rosinova danno appuntamento a sabato 14 e domenica 15 ottobre. La regia è di Fabrizio Catalano, il nipote di Leonardo Sciascia. Sport basket, perde in casa la Fortitudo con il Torino. Coach, era una partita difficilissima, è stata veramente una battaglia dove Agrigento è riuscita anche a rimontare una volta il match, però poi al ritorno dagli spogliatoi qualcosa non è andato alla perfezione, alla fine ha vinto Torino, dove è mancata Agrigento e quanto rammarico c'è in questa sconfitta? Sì, c'è tanto rammarico perché ci tenevamo a regalare la prima vittoria in casa a questo pubblico. Non ci siamo riusciti per una partita dai tanti volti secondo me e purtroppo sono più quelli negativi che quelli positivi perché, come dicevi tu, sì, c'è quel momento in cui rientriamo dallo spogliatoio dove ci eravamo detti delle cose ben chiare e che invece siamo entrati e non abbiamo fatto. Infatti c'è un parziale del terzo quarto 11-23 che poi è quello che spacca la partita. Poi c'è di nuovo una grande reazione finale dove tiriamo 2 volte da 3 punti sul -3 per pareggiare la partita completamente da soli, 2 tiri che non entrano. Però te lo dico molto onestamente, non può essere questo il trend delle nostre partite, cioè non possiamo sempre andare a toccare il fondo, a vedere il baratro e poi cercare di fare la rimonta eroica, perché qualche volta funziona ma molte volte non funziona, soprattutto quando poi di fronte c'è un avversario come Torino, a cui sicuramente faccio i complimenti per la vittoria perché hanno giocato una partita molto solida, che è stata in grado di punirci sfruttando quello che è un vantaggio sicuramente, più stazza, cioè guardando le statistiche sono percentuali tutte molto simili, c'è un dato che è evidentissimo che è la percentuale del tiro da 2 punti, scusami, dentro l'area in cui loro vanno a chiudere col 56%, è spaventosamente alto, sono troppi punti che gli abbiamo regalato lì vicino al ferro e questo ha compromesso la partita. Ci sono state anche delle scelte arbitrali discutibili che forse hanno un po' condizionato il match, visti i 3 falli di Ambrosin già a inizio secondo tempo, a inizio secondo quarto. Ma guarda, ci sono state come sempre ci saranno e non penso che sia stato questo il fattore, cioè alla fine noi abbiamo anche adeguato un pochino il nostro gioco a quello che era diventato il metro arbitrale, siamo stati un po' polli a non farlo prima perché... Ecco, un dato che non c'è scritto nelle statistiche ma che ricordo molto bene e sicuramente sarà a fronte di analisi domani è che noi abbiamo chiuso il primo quarto e il terzo quarto senza bonus speso, che è una cosa abbastanza allucinante vedendo i 2 parziali, cioè 2 quarti dove finiamo perdendo il terzo nettamente, l'abbiamo chiuso con 3 falli di squadra, che non è possibile, è una cosa su cui sicuramente dobbiamo ragionare perché se manca l'intensità, se manca l'energia, se mancano anche i falli intelligenti spesi in alcune situazioni dove siamo in evidente difficoltà o in emergenza, rischiamo di compromettere e di regalare dei punti facilissimi a loro. Detto questo, come ho detto adesso ai ragazzi in campo, abbiamo metà allenamento di domani per pensare a quello che non è andato e poi dobbiamo già voltare pagina perché dopodomani partiamo per Casale Monferrato, una partita che a questo punto vale doppio e sicuramente bisogna ritrovare più energie possibili, recuperare la condizione di Dwayne che oggi ha provato ma ancora è a mezzo servizio
e cercare di andare lì veramente con un piglio diverso. In vista di Casale, la Fortitudo che tu vorresti ovviamente è quella di Milano, o ci sono degli spunti positivi anche da questa sera? Ma io credo che in tutte e tre le partite che abbiamo giocato ci siano degli spunti e delle idee di quella che deve essere la Fortitudo. Siamo sicuramente una squadra che non può permettere all'avversario di giocare una pallacanestro ordinata, con tempo, con facilità di pensiero, perché poi sicuramente non abbiamo la stazza di tante altre squadre, paghiamo fisicamente su determinati ruoli. Oggi Torino chiaramente ci ha attaccato tanto spalle a canestro con le guardie, dove c'era una differenza fisica notevole, però ecco, dobbiamo essere più bravi a non farlo fare con questa lucidità agli avversari. Ho visto tanto di quella che è stata la Fortitudo a Milano anche nella partita di oggi. L'ho vista con meno continuità, perché a Milano siamo stati sopra praticamente tutta quanta la partita e oggi invece ci siamo trovati a inseguire solo in determinati momenti, abbiamo tirato fuori la nostra identità. Dobbiamo essere più bravi a farlo molto prima e con più continuità all'interno dei 40 minuti, perché poi questo campionato lo dimostra giornata per giornata, di squadre forti ce ne sono tante e quindi è una battaglia ogni singola partita. Non possiamo farci trovare impreparati di nuovo e quindi da domani in palestra con consapevolezza, però sempre uniti come gruppo, perché lo siamo nelle vittorie e lo siamo ancora di più nelle sconfitte. Bene, è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione e arrivederci.